Bentrovati al nuovo episodio del CONI Veneto. A questo punto dobbiamo entrare nel dettaglio e abbiamo una prima puntata in cui parleremo di Taekwondo. È con me il Presidente per raccontare chi avremo come ospite oggi. Presidente, benvenuto. Grazie, Presidente del CONI, perché poi introdurremo il Presidente della Federazione Taekwondo, federazione giovane ma bellissima. Io sono stato eletto Presidente e non conoscevo naturalmente tutti i 48 sport federali. Una delle prime occasioni che ho avuto per vedere delle manifestazioni è stata quella del Taekwondo e sono stato impressionato dal valore della pratica, che è molto rispettosa di se stessi, degli avversari, uno sport di contatto ma con grande rispetto di tutto e di tutti, e vedere l'entusiasmo del giovane presidente Filippo Inglima, che ha rilanciato questa disciplina nel Veneto con grande verve e che ha veramente organizzato delle attività sia culturali sia agonistiche di grandissimo livello in questi anni. Benissimo, allora andiamo a introdurre Filippo Inglima, Presidente della Federazione Taekwondo nel Veneto. Filippo Inglima, Taekwondo è uno sport per tutti. Ti diamo il benvenuto in questo format dedicato al CONI e alle federazioni sportive. La tua è una federazione, tu sei presidente della Federazione Taekwondo in Veneto, giusto? Esatto. Ci racconti un po' le attività, in cosa consiste, cos'è questa Federazione Taekwondo e cosa fate? Allora, il Taekwondo è innanzitutto un'arte marziale coreana. Taekwondo, questa parolaccia coreana, significa Ta è saltare calciando, Kwon tirare pugni, Do è l'arte marziale, quindi l'arte marziale dei calci e pugni in volo. È un'arte marziale millenaria, nel 1955 si è affacciata proprio al panorama internazionale, nel 2000 è diventata olimpica, diventando praticamente l'arte marziale più praticata al mondo. È specializzata sull'utilizzo dei calci, quindi c'è proprio un regolamento specifico di combattimento che prevede proprio l'utilizzo dei calci su corazza. Dal 2012 sono state introdotte proprio le protezioni elettroniche, quindi tutto si è diventato estremamente oggettivo, semplice da vedere e molto divertente, molto spettacolare. Quindi quasi come la scherma. È una scherma di fatto, bravissimo, fatta con le gambe, molto, molto bella da vedere, molto intuitiva nell'oggettività di punteggio, tant'è che è diventata olimpica. Tra le arti marziali olimpiche, due sono le arti marziali olimpiadi di origini orientali, il judo e il taekwondo, molto semplice. Tutto ciò è dovuto al fatto proprio che il regolamento sportivo è molto semplice da capire anche per un utente poco esperto di arti marziali, ma allo stesso tempo la spettacolarità e il fatto che venga continuamente aggiornato per renderlo sempre più spettacolare, sempre più fruibile da un'utenza media, è proprio bello da vedere. Ecco. Quindi stiamo parlando di un'attività che ha anche dei successi e una quantità di atleti tale per cui si arriva ad essere disciplina olimpica. E consideriamo che al mondo ormai i praticanti sono calcolati in circa 70 milioni, quindi non sono pochi. Complimenti. Detto questo, in Italia la federazione non è grandissima, conta circa 35.000 iscritti, però siamo molto orgogliosi perché, pur essendo un'arte marziale che è arrivata in Italia più o meno negli anni 70, quindi circa 20 anni dopo il judo e il karate, quindi hanno avuto forse maggiore diffusione all'interno in Italia del panorama italiano, ha bruciato veramente rapidamente le tappe, e fin tanto che ha avuto la sua massima espressione proprio con l'entrata alle Olimpiadi nel 2000. Gli iscritti, ripeto, sono circa 35.000 e tra questi annoveriamo l'ultimo campione olimpico, è stato proprio nel 2020 il nostro Vito Dell'Aquila, un ragazzo pugliese, ha vinto l'oro olimpico. Adesso i qualificati per la prossima compagine olimpica a luglio sono per l'Italia 4, uno nel parataekwondo. Quindi sono quelli che abbiamo visto gareggiare, adesso le Olimpiadi sono appena finite. Esatto. E chi sono? Ricordacelo. Vito Dell'Aquila, Simone Alessio,
La Matonti, che è stata la prima qualificata, non partecipavamo alle Olimpiadi da un po' di anni con una ragazza dal 2012, e nel Paraolimpico Antonino Bossolo. Bene, quindi Olimpiadi e Paraolimpiadi, molto interessante. Poi si parla molto anche di fatti di cronaca, si parla di sport e sport da combattimento in questo caso, quindi perché non parlare anche di una difesa personale? Il Taekwondo può essere una sorta di allenamento anche alla difesa personale o è solo sport come per esempio il calcio, il nuoto? Allora, le arti marziali, di solito l'utenza media si avvicina alle arti marziali per un'esigenza fondamentale, quella di sentirsi protetta, sicura e sentirsi in forma. È logico che un'arte marziale ti dà le basi per saperti difendere. Poi qualcuno chiede tanto, ma è una tecnica più di difesa o più di attacco? Io credo che le arti marziali siano un modo di approcciare il mondo nella maniera più pacifica possibile. Nelle forme che noi abbiamo nel Taekwondo, che non so, noi le chiamiamo Pumse, nel Karate si chiamano i Kata, in qualsiasi movimento inizia sempre con una difesa, per poi un contrattacco. Quindi l'intento è puramente pacifico, ma allo stesso tempo vengono date delle tecniche di utilizzo di braccia e gambe in maniera molto efficace, e devo dire, insomma, i bambini che praticano Taekwondo di bullismo non soffrono. Magari arrivano da situazioni in cui lo hanno sofferto, ma poi una volta che iniziano a praticarla, dopo circa 5-6 mesi hanno... Ma anche perché credo si acquisisca una consapevolezza di sé tale per cui non c'è bisogno di attaccare. Questo forse anche da ex praticante di arti marziali, dovete sapere che mi prendeva anche in giro prima fuori per le arti marziali che facevo io, ma... da ex praticante mi ricordo come qualcuno mi chiedesse: ah, ma allora tu sei in grado di attaccare qualcuno? Ma io francamente quando praticavo e da quando ho cominciato a praticare non ho mai sentito l'esigenza, perché proprio cambia lo stato d'animo, cambia la consapevolezza, è uno sport che guarda molto anche dentro se stessi, quindi sei conscio di chi sei, cosa sai fare, e perché attaccare? Non c'è bisogno. Nello stesso tempo, caso mai essere attaccati, uno sa anche come difendersi, giusto? Assolutamente sì. Nella bandiera coreana è presente un simbolo tipico delle arti marziali che è il Tao, che è diciamo che una sfera composta da metà nero e metà bianco. Ecco, il nero diciamo che si può essere più avvicinato alla tempesta, alla rabbia, allo sfogo, al livore, il bianco alla pace, alla tranquillità, quindi bene e male, ecco. E quello che fanno gli atleti è lavorare quella parte nera in palestra per non utilizzarla mai fuori dalla palestra, se non strettamente necessario. L'attività di un'arte marziale è quella di, all'interno di una palestra, affinare le tecniche, sfogare tutta la negatività della giornata e ovviamente migliorare tecnica e fisico, in modo tale da sentirsi più sicuro fuori e vivere proprio nella maniera più serena, ma nella consapevolezza che dicevi prima e nella sicurezza in se stessi, quindi molto importante. Il Taekwondo, per chi l'ha potuto vedere anche nelle immagini che abbiamo trasmesso, è chiaramente uno sport con anche un suo livello di difficoltà, si usano molto le gambe, quindi ci si immagina estensione, flessibilità e cose di questo genere. Si può dire che è uno sport quindi per pochi o possono invece praticarlo tutti? Allora, questo è uno sport che può essere praticato da tutti, come ci piace dire nel Taekwondo, l'età minima per iniziare sono i 3 anni, l'età massima è i 103, quindi abbiamo veramente tutte le fasce di età. Detto questo, il lavoro che viene fatto in età scolare è ottimale, perché quello che viene richiesto ad un praticante di Taekwondo, a cui viene richiesta un'estrema mobilità articolare, soprattutto l'utilizzo delle gambe, è stretching, è velocità, è forza e reattività. Tutto questo lavoro fatto in età veramente giovanile porta a far sì che si creino degli atleti veramente performanti poi sotto tutti gli aspetti. Ci sono atleti che poi ci capitano nelle varie palestre dopo
un periodo minimo di pratica di 2, 3, 4 anni che poi iniziano a primeggiare nelle corse campestri a scuola piuttosto che selezionati nelle scuole, nelle squadre di pallamano, pallavolo, proprio perché il lavoro veramente è ottimale, viene richiesta flessibilità e forza, sono due cose che non comunicano molto all'interno dello sport, ecco. È difficile coniugare queste due cose, un allungamento che non è mi tocco le punte dei piedi e vado in spaccata, vero? E quindi coniugato con la richiesta di forza, flessibilità, precisione, fa sì che gli atleti fanno un lavoro che pochi altri sport. Ragazzi che siete a casa, approfittate di questa occasione, cioè voi rivolgetevi alla Federazione Taekwondo Veneto perché vi può portare addirittura a questo. Abbiamo visto tante volte ragazzi che magari anche un po' di sport lo fanno, però poi quando c'è il momento della giornata della preparazione atletica, ah no, perché lì si suda, si fa fatica, insomma tengo la parte, lascio da parte la crosta, diciamo così, ecco, mi tengo tutta la mollica. Non funziona così. Dobbiamo ricordare ai nostri ragazzi lo sport è anche fatica ed è bello anche far fatica, no? Poi ci si sente pure bene dopo aver fatto fatica. Il Taekwondo probabilmente è proprio questo, cioè è una disciplina, perché poi dà anche disciplina, quindi è formativo per i nostri ragazzi e li prepara anche fisicamente, giusto? Assolutamente. Quindi un allenamento tipo, se dovessimo raccontarlo a chi ci guarda da casa, cosa consiste? Allora, mediamente, dipende su che fascia di età. Su che fascia di età prendiamo i nostri ragazzi, non so, 13, 14, 15 anni che... 13, 14, 15 anni mediamente fa un allenamento di 2 ore. Mediamente le palestre in Veneto hanno 3-4 allenamenti a settimana. Solitamente è composto da una parte di riscaldamento iniziale con esercizi proprio misti per scaldare la muscolatura. Corpo libero, diciamo. Corpo libero, esatto. Dopodiché si inizia solitamente una fase di stretching che porta ad allungare bene la muscolatura, a prepararlo per lo sforzo successivo. Dopodiché ci si allena con i colpitori, quindi il maestro solitamente prepara dalle tecniche più base a quelle collegate più avanzate da portare in combattimento. E poi solitamente nella parte finale ci si mette protezioni. Le protezioni del taekwondo sono composte da un caschetto, da un corpetto imbottiti, da dei guantini, parabraccia, paragambe, una conchiglia e un parapiedi e come vedete un po' nelle immagini i ragazzi poi iniziano a tirare tra di loro. Qualcuno dice ma qual è la differenza allora tra le arti marziali? Che differenza c'è tra un karate e un taekwondo? Beh, la cosa è molto semplice. Con quelle protezioni là i ragazzi tirano full contact. Full contact significa piena potenza, significa un colpo che potenzialmente può portare al KO. Ecco, in maniera molto semplice. Poi è logico che all'interno della palestra deve succedere in maniera molto di rado con tutte le protezioni, non si esagera mai. Però alla base dell'allenamento, se vogliamo arrivare a quel risultato, ai ragazzi in palestra viene insegnato a tirare a piena potenza sui colpitori. Il lavoro di piena potenza portato nei vari allenamenti nel corso dell'anno porta ad un determinato tipo di prestazione di allenamento psicologico-mentale per non colpire il colpitore, ma distruggerlo. Laddove invece andiamo a lavorare con arti marziali a semicontatto, contatto controllato, iniziamo a perdere poi nel lungo periodo potenza, perché la testa è abituata a controllare, controllo una volta, controllo 2, controllo 1000, contro 1000 che non controlla, alla fine la potenza di uno sarà maggiore della potenza dell'altro a parità di muscolatura, di tecnica. Bene. Lo sfogo è totalmente differente. Io starei a parlare con Filippo Inglima tutto il pomeriggio, ma non possiamo, dobbiamo lasciarci. È stato un piacere averti con noi. Filippo Inglima, presidente della Federazione Taekwondo Veneto. Vi ricordo, faccio un piccolo inciso. Prego. Vi invito al 25 e 26 di ottobre a Caorle, ci saranno i campionati italiani cinture rosse di Taekwondo. Bene. Quindi non mancate, 25 e 26 di ottobre abbiamo un bellissimo evento a Caorle, ecco, quindi i campionati italiani. Allora ci saremo 25 e 26 ottobre a Caorle con il Taekwondo. Filippo Inglima, grazie e buon proseguimento a tutti, ne vedremo delle belle. Ciao. È stato un piacere, ciao.